Buongiorno. Il meritato riposo, eh? Ci vuole ogni tanto. Almeno un letto. È giusto. Dove vai adesso? Al mare. Eh sì, faccio una passeggiata su. Questo dovrebbe portare su a Montertobene, no? Vabbè. Ciao, buon pomeriggio. Grazie. Salve a tutti. Monte Ortobene. La collina, la montagna, la passeggiata di Nuoro. Ecco, quando magari fa veramente caldo, vieni a fare una passeggiata qua, stai un po' più fresco. Questa è una bella passeggiata, la passi pure in bicicletta. Qui siamo a 707 metri. Il Redentore, un'oretta ancora. Poi ci dovrebbe stare pure una fontana. Si parte da La Solitudine, che è il luogo da dove si parte, più o meno da dove c'è la chiesa, quella di Grazia Deledda. Sarebbe probabilmente interessante fare la strada per salire in bicicletta e poi scendi da dentro il sentiero. Penso che sono arrivato, guarda che bella strada lastricata, lì c'è una fontana. Allora, Monte Ortobene, 895 metri. Il Redentore, l'anello del Monte Ortobene. Eh sì, qua ci vengono pure le macchine, magari vengono a fare pulizia, manutenzione. Adesso voglio andare verso il Redentore. Vabbè, non so proprio un bello spettacolo, però anche queste servono. Che vuoi fare? Qui c'è il Redentore. Peccato che troppa luce, troppo caldo. Però è pure vero che
mi pare saranno le 3 del pomeriggio. Questo che è il Redentore? Laggiù a Corrasi è tutto il sopramonte di Orgosolo pure. È bello vederlo da qua a Corrasi, mentre da quest'altra parte Nuoro. Questa qua è la strada che a quanto pare è a senso unico, quindi sali da qua e per scendere devi tornare indietro di qua. E qui si va a una chiesa che è Nostra Signora del Monte. Si vede, uno può salire su in bicicletta e poi per la strada e poi magari dopo passi da qua e ti fai lo sterrato. Io adesso vado alla ricerca di un sentiero che non sia quello che ho già fatto. Se non faccio l'anello non sono contento. Ho visto questa strada che sono ripartito da sopra, ma vicino dove c'è l'arrivo della strada asfaltata. E poi ho seguito altri segni bianchi e rossi, era sterrato, poi dopo ho fatto io a qua. Ci sono dei vecchi segni come questo su st'albero, sempre bianchi e rossi. Mo seguo un attimino qui, magari questa qui poteva essere la vecchia strada che portava sopra. Alla fine rientri nel bosco e... però questo è un altro sentierino. Qua ci scenderanno con la bicicletta perché vedi proprio tanti segni di frenate. Poi ti dirò, c'hanno pure belle rampe per saltare qua, Ho visto un paio di cosette e niente male. Solo che devi stare in campana perché salti troppo ti incolli in albero. Vediamo se segue pure oltre l'asfalto. Qua sotto c'è sempre la strada. Vabbè, mo un vento. E... tanto l'importante è scendere. A salire non si sale più. Va bene così. Buonasera.
Buonasera. Guardi, buonasera. Dopo che ho visitato il Museo di Grazia Deledda, volevo visitare pure qua, non so se c'è un cumulativo o meno. Mi faccio Penso, vedere, non- il dico sia pagato come un attivo sia pagato come No, un non vale, credo, pagato no. ridotto, quindi deve praticamente aggiungere Perfetto. 5 euro. Ok. Ascolti, praticamente è vietato filmare, quindi deve lasciare l'attrezzatura, Ah, ci sono praticamente le panche, sì. magari, quindi le puoi depositare lì, Ah, perché ok. l'inconveniente non ci sta. Va Questo è il bene. suo biglietto, Ok. sono 9 sale, tanto non si preoccupi, noi siamo qua, Sì. quindi no. Al limite le lascio... È una fotocamera o una... Questa è una fotocamera. Ah, ok. Le foto le può fare, Ah, ma ok. il video no. Questa è un'altra parte del museo. Sto facendo questa ripresa molto rapida e veloce, che questa parte del museo è la parte degli strumenti musicali e delle maschere.